Raffaele Padrone, segretario generale UGL della sicurezza del Friuli Venezia Giulia. Dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Leggendo qua non so più. Cioè, dove stiamo andando? Ha visto cosa succede a Portoguaro. A Portoguaro non è che puoi piazzare lì 24 ore gli uomini della polizia municipale o della questura dei carabinieri. Se li piazzi se ne vanno, appena i colleghi se ne vanno lì, loro ritornano. Se li prendi non gli fai niente, gli fai il provvedimento di allontanamento dalla città, non ottempereranno, quindi è il gatto il cane che si morde la coda, no? Ecco, quello che sta succedendo praticamente a Roma in questi giorni, oggi abbiamo letto sul Tempo, il giornale addirittura nazionale, quello che noi abbiamo detto da tempo, da questi studi, che si sono accorti che c'è il collasso della sicurezza, le auto nuove escono sempre per i politici e per le scorte, le auto vecchie della polizia sono quelle da rottamare. Ma è ovvio, se continuano ogni volta con questo sistema di prometterci sotto elezioni, non peraltro oggi Alfano, che gli voglio tanto bene, però è uscito con questa dichiarazione che nella prossima legge di stabilità penserà alle forze dell'ordine, un sindacalista, ahimè, si deve domandare: siamo sotto elezione? Perché le promesse fatte in questo periodo purtroppo ci spaventano. Siamo al collasso, quindi uomini, mezzi, contratti, tutto bloccato. Io mi auguro, direttore, telespettatori, che si possa fare giustizia in un'altra maniera, perché, come dicevo l'altra volta, fra qualche anno chiamerete la polizia, se arriverà, perché per la strada non ce n'è più. Grazie Raffaele Padrone, segretario generale UGL Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la sicurezza.